La sfida a distanza con il centrodestra passa dall'endorsement di Emoto su Berlusconi. Per Luigi Di Maio in questi giorni l'establishment si sta spostando verso il leader di Forza Italia, ma il candidato premier dei 5 Stelle non appare preoccupato. Piuttosto, replica sarcastico, l'Economist adesso riabilita Berlusconi, ma i cittadini stanno con noi. L'Economist non ne ha mai azzeccata una. Sosteneva Hillary contro Trump e ha vinto Trump, sosteneva il Remain contro la Brexit e ha vinto la Brexit, sostiene Silvio Berlusconi contro di noi, quindi ce la prendiamo come buon augurio. La battaglia dei collegi uninominali 5 Stelle se la giocheranno sui nomi e i profili dei candidati. Di Maio non ha dubbi, molte persone si stanno facendo avanti dal mondo delle imprese e delle associazioni. Giovani laureati, professionisti, spiega il leader del movimento, marcando le distanze con le altre forze politiche. Noi, dice, selezioneremo le liste in maniera democratica, invece gli altri le decideranno nelle segreterie di partito. Dunque rilancia, il movimento è una forza politica inclusiva, i migliori si facciano avanti. Non c'è posto invece per il finanziere Alessandro Proto, che conferma di aver ricevuto la telefonata di Grillo, ma Di Maio smentisce. Tutti vogliono prendere il taxi per il Parlamento, ma in pochi ci saliranno.